Veniamo, come hai detto te, da 3 vittorie consecutive. Domenica abbiamo una grande partita contro il Trapani, contro una delle squadre più forti del campionato, e per noi sono tutte finali. Noi dobbiamo centrare l'obiettivo, quello della salvezza, e ogni partita per noi deve essere determinante. Noi andiamo a Trapani a fare risultato senza pensare al mercoledì con la Tritium, perché saremmo degli scemi a pensare già a mercoledì e non giocare domenica. Noi andiamo lì senz'altro a giocare, a cercare di portare a casa dei punti che per noi sono molto importanti. Poi più là martedì penseremo alla Tritium. Per ora stiamo preparando bene la partita per domenica e affrontiamo la partita noi. Loro giocheranno in casa, hanno voglia di continuare a vincere e noi avranno un po' di paura. Da parte nostra, come ho detto prima, arriviamo lì con la voglia di vincere, abbiamo 2 risultati utili consecutivi, noi dobbiamo salvarci, loro vogliono vincere il campionato, quindi secondo me sarà una bella battaglia. Noi di certo andiamo lì né con la paura né con niente, né con la presunzione di dire veniamo da 2 vittorie e allora ci possiamo permettere di essere meno concentrati. Penso che sarà una bella partita, poi sarà il campo a decidere chi vince. Le partite non sono rimaste tantissime. Ora adesso sono tutti scontri diretti, quindi più parti bene, più parti forte. Domenica in dimostrazione siamo partiti forti e abbiamo fatto gol subito. Poi col Treviso siamo partiti forti, poi dopo abbiamo un po' mollato, poi dopo abbiamo ripreso e per episodi abbiamo fatto gol.